C'è la sinfonia dei colori, con peoni e distese di fiori immaginari che si mischiano nelle opere di Martino Zanetti, una vita artistica spezzata e collegata all'industria del caffè con Hausbrand Trieste 1892, di cui è titolare da 50 anni. Ora Zanetti torna alla sua passione iniziale, la pittura, con il colore che si erige a principale soggetto dei suoi dipinti, che saranno fruibili a Verona in Gran Guardia dal 29 giugno al 1 settembre. Cosa vuole esprimere lei con l'arte? Gioia. Io rifuggo dagli intellettualismi che sono stati la devastazione dell'arte nel Novecento, quintali di carta straccia. A ben vedere, io ho cessato di esporre oltre 40 anni fa e ho ripreso 4 anni fa, a causa di amici che hanno voluto. Mi ero nauseato delle chiacchiere che sentivo mortifere per l'arte. Però l'arte non muore, non può morire perché non muore l'uomo. Finché l'uomo si fa infarcire il cervello di idiozie politiche, sociali, ok, l'uomo non esiste. Quando l'uomo guarda veramente se stesso, l'arte non muore. Io ritengo che un momento sia finito, durato 2 secoli di patologie, dal romanticismo in giù. Hanno creato il concetto di ispirazione, che è nefando. L'uomo non è ispirato, l'uomo è sempre se stesso. In questa maniera io ritengo che l'uscire da questa impasse terribile che crea un'afasia e colpisce profondamente le giovani generazioni, questo vecchiume, questa polvere che c'è addosso ad ogni cosa, sia il grande momento. Chi dice che il Medioevo finisce oggi? Per me c'è un'aspettativa, una confusione, una deideologizzazione ovvia, inevitabile, non volontaria. Non ci sono più chiacchiere da fare. Io direi che la soluzione, come per la pittura, come per il vino, come lei mi ha chiesto, sia berlo schietamente, viverlo schietamente, guardare negli occhi delle persone più giovani a cui è stata tolta la speranza e ridargliela. Basta, solo questo. Attraverso il colore si può dare una fiducia ancora ai giovani. La mia felicità è questa, ho voluto riprendere a esporre e quello che comunico è quanto io sento dalle persone. Quando una persona entra e mi dice che è bello e vuol comprare il quadro, bene, è una riuscita. Ho avuto per 4 volte l'emozione di procurare la famosa sindrome di Stendhal. Delle persone che lacrimando, sorridendo dicono non so cosa mi sta succedendo. Allora io ho cercato di capire il perché. La dottrina dice opere di grande valore in un piccolo spazio. Secondo me è la reiterazione cromatica che io utilizzo, che è simile nel suono, è uguale identica. Lei può portare all'eccesso una somma di cromatica, come portarla al minimo. Posso farle un dipinto fatto di bemolle o di diesis, come vuole, ma è sempre uguale alla musica e deve arrivare di pancia, non assolutamente in false aste truccate come i bambolotti di da 9 milioni, quelli sono bidoni ormai finiti.